Prova un po'. Funziona, 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 funziona. Abbiamo, guarda, tocco di qua, tocco di là. Eh sì, no? Si è staccato un filo qua sotto, no? Per cui praticamente non funziona più lo sfumino, che uno dice, ma che cazzo me ne frega dello sfumino? È lo sfumino importante! No, se non c'è lo sfumino, cioè non posso più spegnere il microfono, Simone, capito? Io schiaccio off e non si spegne. Tu dici, che cazzo me ne frega? No, è così. C'era la mia salvezza quando devo dire parolacce, quando dico, ma che cazzo ha detto questo? Quando devo dire, che palle, che è questo articolo? Va più il button, le brusol button, che capì? Sì, no, il primo giorno in solitario di Simone, guarda che a volte è meglio soli che mal accompagnati, i solitari ci vogliono, l'autoerotismo ormai viene propagandato anche dalle donne. Direi buon autoerotismo a voi, cari ascoltatori vicini e lontani, lontani sì, ci autoerotizziamo con la rassegna stampa, mi piace molto, non sarebbe la prima volta del re. Vabbè, buongiorno da Sammy Varin. Sì, no, certo, è il bottone che non funziona, ma a voi non interessa, ok? Come state? Come state? Sono le 7:29, sto tergiversando come i vostri tergicristalli questa mattina che vanno di qua e di là lentamente perché c'è quella pioggerellina antipatica su Milano, ragazzi. Se avessimo un po' di centrali nucleari, i verdi direbbero la pioggia radioattiva. Invece no, non è radioattiva, ma è radio nel senso che state ascoltando Radio Libertà in DAB. Buongiorno, voi automobilisti in coda, buongiorno voi signori fortunati che fate il turno più avanti e mi ascoltate da casa sul canale 252 o avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e bada ben, mi portate dappertutto mentre tra poco vi leggo i titoli di quest'oggi. Grazie naturalmente a chi ci segue dal sito radiolibertà.net, da chi ci cucca su Facebook o su YouTube, adesso poi che non ci censurano più. L'avete fatta la prova? Andate su Facebook, cercate Radio Libertà, cliccate mi piace e aspettate se vi arrivano segnalazioni che succede qualcosa. Nel senso che noi ne mandiamo ogni ora di segnalazioni, vi dovrebbe arrivare il segnalino che siamo in diretta, che abbiamo detto questo, che Sammy Varin ha fatto quell'altro, se non vi arriva niente vuol dire che sto cavolo che Zuckerberg ha deciso di liberarci, siamo ancora su un binario morto perché tra i quotidiani leggiamo anche La Verità. E la verità non piace a Zuckerberg, assolutamente, perché parla dei vaccini e gnegnero. Santa polenta, buongiorno a chi ci segue da Lega Salvini Premier, Lega Giovani, grazie a tutti voi, grazie anche a quelli che hanno avuto il tempo e la voglia in questi giorni di darci una mano dal punto di vista frinfron economico, sia attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando abbonati, sostienici e con 5 euro ci dicono "Wey, ci sono anch'io Sammy Varin", ma anche quelli che vanno in posta, prendono uno di quei moduli bianchi e ci scrivono conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, e la cifra che vi chiedo io è sempre quella, 5 euro, per dire vi ascolto, mi fate schifo ma vi ascolto perché fate un'informazione un po' diversa, perché dite cose che non sento da altre parti, guarda un po', sono qui per questo. Grazie a quelli che ci scrivono tanti messaggi già a quest'ora del mattino, magari prima di uscire e andare in ufficio, o magari sapendo che vanno in ufficio e si portano avanti, ma state tranquilli perché tanto questa sera dalle 20 alle 21 c'è la replica della rassegna stampa e quindi molti dei vostri WhatsApp li ascolterete anche questa sera. 340 6709 659 è il nostro numero, lo ripeto, 340 6709 659 esclusivamente per WhatsApp. Sto per tuffarmi sui quotidiani, ma prima naturalmente un'occhiata alle agenzie, ai siti internet
tutti aprono con Cecilia, i canali degli 007, lo scambio di ferito, le tappe del negoziato per liberare Cecilia Sala. Questo è il Corriere, mentre su Repubblica, oltre che Biden che ha annullato il suo viaggio in Italia per l'emergenza incendi in California, Cecilia Sala, il dialogo con Teheran e lo scambio di dati con l'intelligence USA. Insomma, adesso si cerca di capire se in effetti c'è stato uno scambio, che cosa abbiamo dato in cambio all'America o che cosa l'Iran ha preteso dall'America, sempre che naturalmente abbia preteso. L'agenzia ANSA apre con la notizia che è un po' sottaciuta in queste ore qui in Italia, perché chiaramente si parla della liberazione di Cecilia Strada ovunque. Inferno di fuoco a Los Angeles, almeno 5 i morti, Biden annulla il viaggio in Italia. Evacuata anche Hollywood, Trump accusa il governatore della California. Queste le notizie della notte, ma immediatamente direi ci tuffiamo sui quotidiani per sviscerare come viene presentato il ritorno della nostra Cecilia. E allora partiamo dal Corriere. Ciao, sono tornata. Repubblica, l'abbraccio a Cecilia. Anche La Stampa, ciao, sono tornata, che è stata la prima frase che ha registrato sul suo blog. Il Resto del Carlino, sono tornata. Il Fatto Quotidiano, Sala, ecco lo scambio dietro la liberazione. Il Messaggero, ciao, sono tornata. La Verità, riportata a casa, rimessi a Cuccia. Il quotidiano Il Giornale apre con capolavoro Meloni. Libero, Cecilia Sala torna a casa, trionfo della Meloni, sinistra sotto un treno. Tanto per cominciare a polemizzare. Il Tempo, salam, ultimamente il Tempo fa questi scherzetti un po' razzisti, guardale. Ciao Cecilia, bentornata a casa, la vittoria di Meloni e la sinistra rosica, così il Tempo. Mentre domani Cecilia Sala libera, vittoria di Meloni, ecco le contropartite per USA e Iran. Il Sole 24 Ore fa eccezione, quotidiano economico, apre con super bonus, via alle lettere delle entrate per chi non aggiorna le rendite catastali, e via naturalmente a nuove polemiche, bonus 110%, se la vostra casa è come nuova bisogna aggiornare le rendite catastali, altrimenti puntini. Andiamo sul Manifesto, anche cose buone, e c'è l'abbraccio tra la Meloni e Cecilia. Abbraccio mica poi tanto, avete notato che stavano a distanza? Io inizialmente ho detto sarà malata, sai, la Meloni poi era anche giù di voce, le Kunshamal, poveretta, andate de chide là avanti in tre, un casino, oppure avevano un po' schifo, no, si scherza, però strano, hai guardato la Cecilia, li abbracciati tutti, belli e brutti, chiunque li capitava lo abbracciava. La Meloni non l'ha abbracciata, secondo me, te l'ho detto, era solamente influenzata. L'unità liberata Cecilia, bel colpo di Meloni, ma di spalla l'altro titolo che fa polemica, e ve l'abbiamo anticipato ieri, abbiamo fatto le previsioni delle polemiche, e oltre alle previsioni del tempo ci mettiamo a prevedere anche le polemiche, non ci vuole molto. Avevano ragione gli amici di Rami, i carabinieri lo hanno fatto morire e mentivano. Titolo pesantissimo, quello del quotidiano L'Unità. Il Gazzettino, Cecilia, così è stata liberata. Il Mattino, Cecilia, incubo finito. Il Riformista, la figlia del secolo. Cecilia Sala torna in Italia dopo il blitz da Trump, ennesimo successo internazionale di Meloni. Quotidiano Avvenire, il rientro più atteso. Il Secolo XIX, sono tornato. Il Dubbio,
La Liberazione, l'identità, Cecilia Sala è tornata a casa, capolavoro di Giorgia Meloni. Il secolo d'Italia, bentornata Cecilia. Politica e diplomazia vincono ancora, Meloni sei stata forte. Leggo Cecilia Sala fuori dall'incubo. E ancora, vediamo qualche altro quotidiano minore, il quotidiano del Sud, la liberazione di Cecilia Sala, un successo con qualche prezzo, scrive il quotidiano del Sud, e leggiamo che cosa intende dire. La giornalista è finalmente tornata a Roma, abbraccio in pista con il fidanzato, commossi i genitori, Meloni sei stata brava, ma la storia e la soluzione del suo arresto sono un puzzle da completare. La svolta il 4 gennaio dopo l'incontro tra il premier italiano e Trump. Quindi è un successo con qualche prezzo, ma il prezzo ancora non si sa. Vediamo se ci sono altre cose che possono interessarci. L'Italia Oggi apre con fisco, rateizzazioni, sprint. Vediamo se cos'altro. L'Unione Sarda, ciao, sono tornata, il sorriso di Cecilia Sala. La Gazzetta del Mezzogiorno, Cecilia Sala è libera. Le cronache di Napoli, e ti immagini, tregua armata tra Contini e Mazzarella, allevatore incornato e ammazzato da un vitello. E direi che ci possiamo fermare qui con le prime pagine, e se non entrare nel particolare, mentre voi siete invitati a commentare. Buongiorno a chi mi sta scrivendo al 340 6709 659. Tuffiamoci, come vi dicevo, sulle prime pagine dei principali quotidiani, partendo, come so che vi piace, dal quotidiano Avvenire, che, come vi dicevo, apre con il rientro più atteso. Ieri pomeriggio l'atterraggio a Ciampino della giornalista, in carcere a Tirana dal 19 dicembre, liberata Cecilia Sala, di nuovo in Italia. L'abbraccio con Meloni che esulta, sei stata forte. Tavoli con Trump e Biden per lo scambio con Abedini, l'iraniano per ora rimane in cella, e quindi naturalmente aspettiamo, perché qualcosa dovrebbe accadere. Subito sotto Avvenire parla di geopolitica, dopo raffica di dichiarazioni provocatorie del futuro presidente USA, dall'Unione Europea al Messico, il mondo si ribella all'impero Trump. La frontiera è una linea completamente arbitraria. Parola di Donald Trump, il presidente USA che aveva del muro fisico e legale per blindare i confini, l'emblema del primo mandato. Il Messico, il leader eletto stavolta si riferisce però alla linea di separazione con il Canada, che vorrebbe trasformare nel 51esimo stato USA, dopo averlo ribadito nella conferenza show di Mar-a-Lago. Ieri ha pubblicato su Trump una mappa rivisitata che mostra i due paesi uniti sotto la medesima bandiera, stelle e strisce, la didascalia o Canada. Solo provocazioni senza fondamento, ritengono i principali analisti, nonché l'attuale segretario di Stato Blinken, come quelle contro il Messico, l'Europa, Panama, e che hanno già destato una levata di scudi globale, anche naturalmente qui nelle sinistre del nostro paese. Dal quotidiano Avvenire al quotidiano Il Corriere, come vi dicevo, ciao, sono tornata, Cecilia sarà libera, l'arrivo a Roma, l'abbraccio con la famiglia, Meloni sei stata forte, ma poi subito di spalla, caso Groenlandia e Canada, Parigi e Berlino contro Trump, confini inviolabili. Naturalmente iniziano a spuntare i retroscena sulla liberazione di Cecilia. Agli ayatollah serve la sponda italiana, la trattativa, i segreti, lo scambio, l'offerta a Teheran, il sì degli Stati Uniti. E ora la scelta su Abedini, l'ingegnere iraniano in cella ad opera.
Naturalmente tanti sono i richiami per le pagine interne, la madre di Cecilia, sono nata un'altra volta, la crisi, la diplomazia, il successo della Premier, l'intervista con Tajani, decisive le reti in quell'area. Naturalmente tutti contenti e felici e per una volta, devo dire, anche l'opposizione abbastanza felice, dice abbastanza, anche se magari in rete c'è qualche foto, la solita foto, sai, con tutti i deputati scazzati e la battuta, ecco la faccia dei deputati quando si è saputo della liberazione di Cecilia Strada. Non è vero, non è vero, è un fake, erano tutti contenti sia da destra che da sinistra, non scherziamo. Il Fatto Quotidiano, come vi dicevo, la svolta, il blitz di Meloni e i dati di Abedini utili agli USA. Sala, ecco lo scambio dietro la liberazione. La Premier e l'AISE, mano libera da Trump, purché entro il 20 gennaio. Il ruolo di Caravelli volato a Teheran e il caso dei 3 cellulari dell'iraniano fermato. È chiaro che per saperne di più, dovete assolutamente comprare il Fatto Quotidiano, ma anche qualunque altro giornale, perché pian piano iniziano a uscire altri particolari. Sul Giornale, ad esempio, capolavoro Meloni, liberazione di Cecilia Sala, la giornalista rimpatriata da Teheran e la Premier la accoglie, sei stata forte, decisivo il viaggio da Trump stroncato da quella sinistra che adesso applaude, la contropartita Abedini, l'ingegnere iraniano dei droni, verso la scarcerazione. Quindi, insomma, siamo tutti in attesa. Poi tutti i richiami, la missione finale di Caravelli, ruolo dei nostri 007 nella trattativa in Iran, il commento, il coraggio di 2 donne, lezione alle femministe, l'intervista pure chi al ministro Tajani, criticati per il silenzio, ma avevamo visto giusto, e l'editoriale di Alessandro Sallusti, abbiamo un governo. La notizia è che abbiamo uno Stato e un governo all'altezza del ruolo che l'Italia deve avere nel contesto internazionale. E qui già la sinistra inizia a alzare il sopraccigno e a schiumare. Tutto il resto è spazzatura mediatica, ben rappresentata l'altra sera da Corrado Augias, che ospite da Giovanni Floris sulla 7 irrideva il viaggio lampo di Giorgia Meloni per incontrare Donald Trump e replicata ieri mattina, quando si dice senso della notizia e tempismo, sulla Repubblica da Francesco Merlo. Il Merlo, cosa diceva il Merlo? La Meloni da Trump, Berlusconi, quando si trovava tagliato fuori, organizzava distinto il siparietto del rapporto personale, della simpatia italiana come risorsa, riempiva il vuoto storico della nostra politica estera con lo spettacolo dell'amicizia, stare in cartelloni ma non in scena e sempre ad alto rischio. Per riportare a casa Cecilia Sala in fretta ce la siamo giocata non con la banda di uno staterello africano comprabile con qualche milione di dollari, ma con 2 colossi quali sono Stati Uniti e Iran. Abbiamo cioè dovuto mettere il dito nella piaga dei 2 storici avversari nella contesa tra Occidente e mondo islamico, per di più entrambi alle prese con non poche fibrillazioni interne. Che dire, chapeau a Giorgia Meloni, regista dell'operazione, e al generale Giovanni Caravelli, capo dei nostri servizi segreti esteri, che insieme ad Antonio Tajani hanno portato a casa il risultato in tempi e modi da manuale. Ma le capacità personali, per quanto elevate, non bastano a spiegare ciò che è successo e che da 2 anni a questa parte l'Italia gode di un rispetto, di una considerazione che non conosceva da tempo immemore e che suo ruolo in Europa e non solo, nei travagliati tempi che stanno arrivando, l'arrivo sulla scena di Trump, lo showdown della guerra in Ucraina, è considerato importante. A questi livelli nessuno fa nulla per nulla, ovvio, ma qualsiasi sia la contropartita pattuita, sono certo, conoscendo la Premier, di una cosa: Giorgia Meloni non ha trattato alcuna condizione contraria agli interessi dell'Italia e chiunque nelle prossime ore sosterrà il contrario non farà che fomentare l'olezzo che esce dalla pattumiera quotidianamente alimentata da chi
sperava in un fallimento dell'operazione Sala, più in generale di un fallimento dell'Italia. Così Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale la racconta giusta, come purtroppo la raccontano, e chissà giusta o non giusta, quelli che stanno indagando su quel filmato che vi abbiamo mostrato ieri a quest'ora. Inseguimento mortale a Milano. Ora i PM valutano l'omicidio volontario, il reato contestato ai carabinieri. Omicidio volontario con il dolo eventuale. La Procura di Milano sta valutando di contestare questa accusa, sostituendo quella iniziale di omicidio stradale ai carabinieri coinvolti nell'incidente in cui il 24 novembre al Corvetto è morto il 19enne Rami. È la conseguenza diretta dei filmati agli atti dell'inchiesta e pubblicati ieri da alcuni TG che mostrano le fasi dell'inseguimento in cui i militari tentano di far cadere per fermarlo lo scooter in fuga, con Rami seduto dietro e l'amico Fares alla guida, e commentano con alcune frasi molto forti. Il dolo eventuale si concretizza quando l'indagato non punta a commettere un reato, in questo caso l'omicidio, ma è consapevole che l'evento sia altamente probabile. E naturalmente avremo modo di approfondire la situazione, e se non avete visto il filmato chiaramente è da vedere, ma dal filmato si vede bene che l'auto dei carabinieri non ha proprio toccato la moto, se non inizialmente senza farla assolutamente cadere, ma alla fine non c'è stato nessun contatto. È chiaro che si cercava di fermare quella moto che era sfuggita all'ALT. Altri quotidiani certamente ancora in prima pagina prima di entrare all'interno, ma il succo comunque oggi c'è, e come, anche perché oggi il Consiglio dei Ministri decide sul terzo mandato, bada ben, e speriamo bene, ma c'è poco da essere ottimisti. Andiamo su QN, il quotidiano nazionale, naturalmente in grande sono tornata, ma c'è il retroscena già, i passi nell'ombra, gli 007 italiani a Teheran hanno trattato con i Pasdaran. Anche qui, signori, Tajani ovunque. Lavoro di squadra, il viaggio in USA, effetto politico. Ma anche l'intervista a un'altra giornalista inviata, Alessia Piperno, quel carcere lascia una ferita dentro il cuore. Naturalmente i richiami, Groenlandia è schiaffo alla NATO, l'Unione Europea, Trump rispetti gli stati, e poi l'inseguimento in auto a Milano, il PM cambia le accuse ai militari, morte di Rami, ripresa in video, ipotesi omicidio volontario al carabiniere. Naturalmente voglio da voi un segnale, CQ, chiamatemi, no! Fatemi un WhatsApp al 340 67 09 659. Che idea vi siete fatti? Si vuole screditare, secondo me, le nostre forze di polizia, che sicuramente non sono perfette. Abbiamo visto il Capodanno musulmano in Piazza Duomo, insomma, sti controlli sono stati fatti oppure no? Non si dovevano far entrare far entrare in Piazza Duomo quelli che avevano facce un po' strane, erano tutte brave persone probabilmente a vederle, poi però intanto ti toccavano sotto i vestiti, misteri, apparizioni, sparizioni, ma anche dopo l'inseguimento sta cosa che sono andati lì a chiedergli di cancellare il video. Perché? Punto di domanda. Sono situazioni che gettano naturalmente delle ombre, ma delle ombre per casi personali, personalissimi, che per fortuna non sempre accadono. Però la verità è che qui bisogna decidere: o stiamo con le forze dell'ordine o facciamo finta di niente e diamo ragione a questi pseudomatti che vanno a distruggere Milano poi per protestare contro chi si doveva semplicemente fermare, perché c'è una legge che quando ti fanno stop con la paletta ti devi fermare, e invece è scappato per minuti e ancora minuti, tanti minuti. Ne parliamo certamente tra poco, ma voglio sapere il vostro parere, importantissimo, 340 6709 659, perché anche voi, cari ascoltatori di Radio Libertà, fate notizia. Intanto
fa notizia la prima pagina del Tempo, sempre bella, guarda qua. Salam, ciao Cecilia, bentornata a casa. La vittoria di Meloni e la sinistra rosica. Il Tempo di Osho, Biden a Roma nel giorno di Cecilia, a sua insaputa. Guarda che l'ho convinti io a liberarla. E la Meloni che lo guarda. Sì, certo, mo immagino. Ma alla fine Biden, avete sentito, non arriva perché si deve occupare delle cose terribili, gli incendi che avvengono dalle sue parti. L'ordinanza della prefettura, siamo naturalmente nel Tempo di Roma, 20 strade sorvegliate speciali, giubileo sicuro per turisti e romani, e Gualtieri spende 500.000 euro per spiegare cosa è la fascia verde. 20 strade nella capitale Roma sorvegliate speciali per 2 mesi. Il prefetto ha ordinato l'allontanamento dei soggetti pericolosi, speriamo che funzioni, non come qui a Milano, mentre Gualtieri spende 500.000 euro per pubblicizzare i divieti della ZTL fascia verde, così non avete più scuse, cari amici romani, sapete tutto. Repubblica, l'abbraccio a Cecilia e naturalmente i richiamini tutti intorno, quello scambio di dati sensibili con gli Stati Uniti, l'azione di sponda della Premier tra Biden e Trump. Ora la giornalista usi la sua forza per restare ciò che è. Arrivano naturalmente anche i giudizi e i consigli per questa giovane giornalista. Tra poco vi leggerò anche all'interno di Repubblica l'intervista al presidente della regione Lombardia, Fontana, perché si parla di terzo mandato e soprattutto le notizie che sono in arrivo non sono fantastiche. Ciao, sono tornata. Questa è l'apertura del quotidiano La Stampa, ma anche sotto Starlink, scelta obbligata, dice il ministro Crosetto. I satelliti di Elon sono sicuri, minaccia la Groenlandia, l'Europa contro Trump. Rompere gli schemi privatizzando ambiti che fino a pochi anni fa erano una prerogativa degli stati. Elon Musk lo ha fatto aprendo lo spazio a operazioni commerciali con SpaceX. Lo sta facendo con Starlink nelle comunicazioni, un sistema di 6.000 satelliti in orbita bassa. È chiaro che pensare che ci sono 6.000 satelliti che non sono tanto su, ma sono molto giù, cioè quasi li vedi, non è che siamo proprio contentissimi di questa cosa, eh? Ci sentiamo davvero sempre più, cosa siamo diventati? Però, anche se vai in mezzo ai monti, anche se vai in mezzo al deserto, e qui in Italia di deserto ne abbiamo parecchio, il telefonino prende, e quindi è una cosa bellissima. Ribadisco e discoriba, io l'altro giorno ho letto un'intervista in cui si raccontava che questa roba funziona soltanto se non piove, nel senso che chi se ne intende un po' di frequenze, di onde elettromagnetiche lo sa, c'è l'effetto fading, l'evanescenza, per cui quando ci sono molte nuvole, vari strati di nuvole, e le onde elettromagnetiche fanno fatica a passare, ci sono rimbalzi, robe strane, a volte anche carine, nella M permettono dei collegamenti pazzeschi, per cui un'onda elettromagnetica fa dei salti, rimbalza sulle nuvole e ricade giù dall'altra parte del mondo, per cui il tuo ripetitore si sente a migliaia e migliaia di chilometri, magari solo per 20 secondi, ok? Sui famosi DX, per chi parlava al CB, al baracchino o i radioamatori. Chiaro che se fosse così, che questi satelliti Musk funzionano ma soltanto col bel tempo, beh signori, io mi tiro fuori davvero il baracchino, la mattonella e parliamo, non scherziamo. Sapete, la rassegna stampa di Sammy Varin serve anche a questo, a mettervi magari quel dubbio che nessuno osa dire, e quel cazzone di Sammy Varin lo ha detto, chissà cosa voleva dire. Sì, va bene, sto per fermarmi, faccio in tempo però a leggere ancora qualcosa. Dai, il quotidiano La Stampa comunque
E ieri è stato un momento bello, perché sentire anche l'opposizione che fa i complimenti alla maggioranza, al governo. Mattia Feltri, il suo buongiorno sulla Stampa si intitola infatti "Le magnifiche giornate". E poi arrivano queste giornate magnifiche, la magnifica notizia della liberazione di Cecilia Sala, le magnifiche immagini del suo arrivo a Ciampino, l'abbraccio con il fidanzato Daniele Ranieri del Post, col padre, la magnifica madre, i magnifici sorrisi, il suo e di Giorgia Meloni mentre si stringono le magnifiche mani, non l'ha scritto, vabbè, mentre Cecilia ringrazia e la Premier dice sei stata forte, pensa a riposarti. La magnifica giornata di tutti, l'orgoglio anche un po' autocelebrativo, ma niente di troppo nelle magnifiche giornate di ministri e parlamentari di maggioranza. Il magnifico inchino delle opposizioni ha risultato brillantissimo per un lungo e unico giorno, né destra né sinistra, solo il giusto e lo sbagliato, e sbagliate sono le risse e le bandiere a ogni costo, giusto per una volta metterle da parte. Soprattutto la magnifica prova della nostra Presidente del Consiglio, del Governo, dell'intelligence, della diplomazia, che in 20 giorni di lavoro e senza inutili chiacchiere né scialo di buoni sentimenti hanno portato a casa Cecilia, e altri occidentali non italiani da mesi o da anni aspettano nelle carceri iraniane. Ma più di tutto è magnifico che si dica ora no, non è il momento di sapere come sono andate le cose, su che basi si è svolto il negoziato, se ci siano state contropartite e quali. È solo il momento della magnifica gioia, e sarebbe magnifico oltre ogni possibilità se ci si rendesse conto finalmente, pure qui nelle robette di casa nostra, che i buoni risultati della politica vengono proprio dalla trattativa e dal compromesso, anche un po' opaco, invece che dal prendersi a randellate nella recita della purezza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Insomma, è chiaro che questo è un pazzo perché prendere Beethoven e trasformarlo in jazz, ragazzi, però lo stiamo seguendo ed è un pazzo che ci piace. John Baptiste, Wallstein Wobble, la suonata numero 21 in Do maggiore, avete sentito cos'è diventata? Fondere classica e jazz andando a scomodare un mostro sacro come Beethoven. Bravo John Baptiste, lo trovate facilmente semplicemente su YouTube e c'è tutto il suo album uscito pochi mesi fa e insomma per chi ama la musica classica ma ogni tanto gli piace anche un po' di fantasia, certo, qualcuno si straccerà le vesti, qualcun altro dirà però non l'avevo mai sentito da nessuna parte, sì, perché questi sono artisti, nonostante John Baptiste sia famosissimo in tutto il mondo, che in Italia vengono assolutamente chiusi in un cassetto, perché c'è Fedez, e poi adesso che si avvicina a Sanremo, signori, mai come adesso c'è silenzio, perché tra un mese inizia Sanremo e quindi non si sa assolutamente niente su questi cantanti che faranno la passerella sul palco più importante d'Italia. Non bisogna parlarne perché poi dal giorno di Sanremo si parlerà soltanto di loro. Beh, per fortuna allora forse riusciamo anche a trasmettere qualcosa di diverso in queste settimane. Certo, ascoltando Radio Libertà siete sicuri che il Sanremo qui non farà breccia. Perché? Perché ci occupiamo di cose più importanti, ma soprattutto di artisti più importanti che lavorano bene ma non fanno parte di quel business, di quel magna magna, è tutto un magna magna che dal punto di vista musicale ci sta facendo collassare, facendoci pensare soltanto a un certo tipo di musica, a quella più violenta, a quella che istiga sentimenti violenti che poi vediamo cosa portano a fare. Il buongiorno si sente dal Varin, certamente, rassegna stampa alle 8.05, buongiorno a chi ci segue anche in versione replicata e anche nel podcast. Ricordate, dopo le 9:30 di questa mattina, andando sul sito radiolibertà.net, e già che ci siete magari ci date una mano anche dal punto di vista finanziaria, con un obolo da 5 euro per dire Sammy Varin, ti ascolto, ti seguivo su Radio Milano Caponord nel 1983, ma sei proprio tu? Io rispondo no, assolutamente, ti sembro io, ma dai, facevo la trasmissione dalle 6 a mezzanotte, ragazzi miei, il sabato sera, con dediche, richieste, era stupendo, chiaramente si mettevano i dischi, si puntavano i 33 giri, bisognava correre per andarli a prendere quando richiedevate le canzoni e intanto che gira il disco devo correre a cercare dove cavolo è l'altro prossimo disco. Poi dopo un po' mi sono fatto furbo, ho cominciato ad avere il regista che però doveva soltanto chiedere che canzone vuoi al telefono e poi andare a cercare il disco. Era un po' il mio schiavo, Martin, Gringo Martin, e lo saluto naturalmente, ogni tanto mi viene ancora a trovare. Chiusa parentesi, perché chi è che apre queste parentesi alla fine? Chi ha inventato le parentesi? Ritorniamo nella rassegna stampa, se non prima di aver letto qualche vostro messaggino, meditazione, imprecazione, non so cosa sia. 3406709 buongiorno Sammy, buongiorno radioascoltatori fedeli, io ce ne ho di fedeli. Oggi invierò un contributo, grazie che ci siete, che Giulio Cainarca c'è, anche che a quest'ora le ha letta a dormì, scrive questo ascoltatore, tranquilli, e dopo arriva. Oggi lo avrete in versione live, il nostro condirettore, dopo le 10 con la sua trasmissione Auto da Fe. Buongiorno Sammy, l'Augias che irride il governo è quello che fu segnalato dai servizi segreti inglesi con Prodi per essere una spia del KGB, scrive Cesare. Sammy, leggi il Secolo d'Italia sui ringraziamenti sinistri per la liberazione di Cecilia Sala, scrive Marco. Fatto Quotidiano,
complotto quotidiano, direi, come al solito per fonti stipendiato dalle talpe ubriache. E ancora, i carabinieri dovrebbero congedarsi in massa. Poi vediamo come va a finire con la sicurezza su Milano. E quest'ombra sui carabinieri fa male, però ribadisco, se è successo a quelli in un dato, una circostanza molto molto particolare, non è roba che succede tutti i giorni. C'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa ha da dire questo. Buongiorno Sammy, Buona. qui sempre Salvatore dalla Germania. Ciao. Ogni giorno che vi ascolto con grande affetto. Grazie. Innanzitutto voglio fare un augurio alla nostra grande presidente, che è stata eccezionale per il fatto della sala. Sì. Seconda cosa, per quanto riguarda i carabinieri, tra non molto in Italia, quando succede qualcosa, i carabinieri si gireranno dall'altra parte perché hanno paura di intervenire su qualsiasi cosa, perché verranno sempre condannati o puntati, certo. verrà sempre puntato il dito contro di loro. Certo. Per qualsiasi cosa faranno. Allora le forze dell'ordine tra non molto si gireranno tutti, non faranno più inseguimenti, non faranno più niente, nulla, neanche i posti di blocco, perché sono inutili. Faranno tutto quello che vogliono fare questi Maranza qua, faranno tutto perché la sinistra così vuole. Dunque, avete già capito come la penso io. Buona giornata e buon proseguimento. Ti Ciao. ringrazio, ma tu ci ascolti dalla Germania, dove ci sono altri modi di operare tra le forze di polizia, sicuramente più convincenti di quelle italiane, che qua quando si cerca di fare le forze di polizia e poi vedi che cosa succede, e adesso la polemica è soltanto all'inizio, signori, leggeremo tra pochissimo cosa potrebbe accadere a questi carabinieri. Sto leggendo i vostri WhatsApp, quelli che sono arrivati al 340 6709 659. Meno male che è arrivata ieri. Il rientro in volo il 6 gennaio avrebbe lasciato adito a illazioni poco piacevoli. Non ho idea cosa intende questo ascoltatore, se me lo spiegate. Rosica pure Salvini, è come se rosica, ma non mi pare, anzi diciamo che su questo siamo contenti. Sì, certamente un po' di invidia che c'è Tajani oggi su tutti i quotidiani, ma si scherza, complimenti Tajani. Ciao Sammy, viva la tua rassegna stramba e il coro dei gatti che io miagolo in karaoke. Bella questa, alle 7:25 va in onda il coro dei gatti. Se vi svegliate più tardi non lo avete mai sentito, cosa vi perdete? Il secessionista. Certo che voi italici siete dei boccaloni, dai filmati in un videogioco spacciati per bombardamenti o russo, ai filmati dei due fuggitivi modello Mullah Omar, il passo è breve. Aggiungiamoci lo stato pietoso della giustizia italica e la necrosi dello Stato italico. La condanna di chi lavora nell'ambito della sicurezza è certa. Unica soluzione? Indipendenza, certo, e taglio netto della gamba italica ormai necrosi. Certo Luca, ma anche forze di polizia indipendenti, cosa ne dici? Insomma, noi volevamo fare le ronde ai tempi e vedi che in molte zone, soprattutto governate dal PD, ci avrebbero una voglia di farle, però non lo possono dire, no? E allora fanno la passeggiata, fanno la manifestazione, fanno il controllo del vicinato, li avete visti i cartelli, no? Ormai sono ovunque, controllo del vicinato, fanno le chat, ci scriviamo via chat. C'è un nero che si sta girando per questa via. Ma ronde no, no, ronde non va bene. Fare una passeggiata tutti insieme, no, è da razzisti, è da fascisti, è da Lega. Che culo che ci hanno fatto, ragazzi miei, e la secessione non c'entrava proprio niente. Silvio, l'ho visto quel filmato, per me non emerge niente di nuovo. Si sapeva del rischio per tutti. Se i giudici condanneranno il carabiniere, addio ai controlli e via libera ai teppisti. Sì, no, ma ce ne stiamo accorgendo, e soprattutto lo sdoganamento del termine maranza. Bruttissimo. La giustificazione che è quasi una moda, un modo di vestire. Negli scorsi mesi, ricordate il Corriere, li incensava questi maranza, che non sono poi così cattivi, si vestono in modo particolare, ma tant'è, un giorno
tempo fa si usavano anche, voi donne, mettere le mutande che ti escono dai pantaloni. Mamma mia, che schifo che facevano, però piacevano. È durato qualche mese, poi l'hanno lasciato stare. Molto brava la Meloni sul caso Sala, duttile ed efficace. Però se era necessario il permesso di Trump, Biden ormai è stato rottamato, dov'è finito il sovranismo nazionale? Beh, insomma, siamo sovrani, ma siamo anche piccini picciò, eh? Se le forze dell'ordine non potranno più perseguire la delinquenza perché ostacolate, intimorite o condannate dalla giustizia, allora ci sarà il caos e i cittadini onesti dovranno provvedere alla propria difesa. Tutta la mia solidarietà all'Arma dei Carabinieri. Assolutamente sì. Anche noi stiamo con le forze dell'ordine. Ciao Sammy, massimo rispetto per la vita umana, ma anche rispetto alle forze dell'ordine. Se ti intimano di fermarti e ti devi fermare, altrimenti che ci stanno a fare a multare i poveri tapini che rispettano le regole? Parlano di omicidio volontario? Mi sembra esagerato, in quella concitazione non è facile. Torniamo con i piedi per terra, ci scrive Mario. Fabio, buongiorno Sammy, visto gli avvenimenti oggi bisognerebbe chiamare Borghi e fargli fare la moviola di quello che dicevano i personaggi in studio con lui dalla Berlinguer martedì sera. Roba oltre il circo. Bravo Fabio. Mi fermo per un attimo perché devo tornare in rassegna stampa, che cavolo, se no cominciate a scrivermi protestando. Vado sul quotidiano La Verità. L'Iran cede e libera Cecilia Sala, riportata a casa, rimessi a cuccia, scrive il quotidiano La Verità. E poi Dem senza ritegno in centropagina. Carabinieri assassini. Un nuovo video sull'inseguimento conclusosi con la morte di un giovane egiziano del corvetto scatena la cania, ma nelle immagini non c'è nessuna prova contro i militari. La colpa è di chi ha forzato il posto di blocco ed è fuggito. Sempre sul quotidiano La Verità, il mandatario, io ho fatto tutto in regola, i finanziatori di Sala segretati è opera del comune di Milano. Luigi Di Marco, il commercialista mandatario elettorale del sindaco di Milano Beppe Sala, ha spiegato alla Verità che i documenti originali contenenti i nomi dei finanziatori depositari presso il collegio di garanzia non contengono gli omissis messi dal comune e il PD della Lombardia si smarca, ci informeremo sui motivi. Sì, però cambiando argomento, Sala è sempre muto sul Taarrush Gamea, il capodanno islamico avvenuto a Milano. È ancora in vacanza? Possibile. Ancora sul quotidiano La Verità e solo sul quotidiano La Verità, all'ospedale di Torino applicano ancora le folli regole del 2020. Morto, positivo al Covid, sottratto ai familiari. E questa è una notizia che campeggia soltanto sul quotidiano La Verità e sono naturalmente quelle notizie che ci permettono con molto scalpore, perché adesso qualcuno se ne sta accorgendo, di essere bloccati su alcuni siti e ad esempio su YouTube. Lo sapete, basta dire determinate paroline, ma Zuckerberg ha promesso che Facebook adesso le toglie queste regole, per cui fate la prova, signori, andate su Facebook, scrivete Radio Libertà, cliccate mi piace e vedete se vi arrivano oppure no delle segnalazioni da parte nostra, perché cliccando mi piace dovremmo iniziare a comparire poi tra tutti gli amici che avete. La verità è che ci hanno messo su un binario morto perché siamo una radio che dà un fastidio pazzesco e quindi per sapere qualcosa di noi ci dovete venire a cercare. E veniteci a cercare, anche qui, venite in via Bellerio 41 a Milano, citofonate Radio Libertà e io vi offro un buon caffè padano, ma se volete vi tiro anche dentro in rassegna stampa con me. Quotidiano Libero, signori, assolutamente sì, Cecilia Sala torna a casa, trionfo della Meloni, sinistra sotto un treno. È un modo di dire, ma è tutto chiaro, è vero? Alfredo Mantovano, chi è l'uomo che ha gestito le trattative? L'ingegnere iraniano, probabile il no alla estradizione di Abedini, ma poi di spalla, assalto all'arma, Daniele Capezzone commenta, i carabinieri non volevano uccidere Rami. E poi la buffonata a Milano, divieto di fumo all'aperto, 0 multe.
Dai, insomma, beh, sì, cosa ne pensate di sta cosa qua? 340-6709-659. Mia moglie, che è stata in centro Milano proprio nei giorni di Natale, mi ha detto che però in Piazza Duomo sembrava un sogno. Non c'era nessuno con accesa la sigaretta, solo lei. No, non è vero, però per dire che forse si stanno rispettando i divieti, perché fumare fa male, ma soprattutto inquina, insomma, tutto questo smog, tutte queste sigarette accese. 340-6709-659, voglio sapere il vostro parere. E visto che sono sul quotidiano Libero, e visto che è un po' anche la notizia del giorno, dopo quella della liberazione della giornalista, andiamo proprio a vedere cosa succede a pagina 6. Dopo il video sulla morte di Rami, la sinistra aizza la rivolta. Salis inneggia agli scontri che hanno incendiato Milano, il PD attacca il centrodestra. Per l'europarlamentare ci sarà giustizia solo grazie alle proteste del popolo meticcio del Corvetto. Il popolo meticcio del Corvetto. Ilaria Cucchi chiede la rimozione degli indagati. Intanto Salvini ribadisce sto con gli agenti e Donzelli, chi scappa ha torto. Sul caso Rami gli inquirenti possono pure smettere di indagare, scrive Fabio Rubini. I magistrati possono serenamente voltare pagina. C'è chi ha fatto tutto il lavoro per loro, sia quello inquirente sia quello giudicante. La sinistra italiana, che sulla vicenda del Corvetto ha già trovato i colpevoli, 2 carabinieri e in generale il centrodestra, e ha già scritto la sentenza. Ai primi bisogna levare la divisa, senza se e senza ma, ai secondi l'agibilità politica. Le parole più forti sono state quelle dell'europarlamentare Ilaria Salis, sotto processo in Ungheria per la sua presenza durante un pestaggio di militanti di destra, che dopo aver spiegato come le immagini dell'inseguimento lasciano addosso una rabbia profonda, che le parole dei carabinieri sono inaccettabili in un paese civile e che molte cose che sono state dette dopo l'incidente sono vergognose e contribuiscono a un clima di ingiustizia e mistificazione. Dopo tutto questo, dicevamo, Salis si è lanciata in un peana sui disordini del Corvetto. Se oggi il caso non può essere insabbiato, come già accaduto altre volte in situazioni simili, lo dobbiamo anche alle proteste del quartiere Corvetto. E qui ci fermiamo per ricordare che le proteste sono quelle che hanno messo a ferro e fuoco il quartiere. Per Salis, però, queste proteste raccontano qualcosa che va oltre al Corvetto. Ci parlano del razzismo sistemico e del classismo che permea. Non riesco a parlare di queste cose, non ce la faccio. No? Classismo che permea la nostra società. Siamo permeati da classismo. Ma loro sempre chiesto cos'è questa cosa che c'ho intorno è classismo. Ancora, è la gioventù proletaria e meticcia di questi quartieri popolari che ha alzato la voce, capito? Gioventù proletaria e meticcia. Non da meno Ilaria Cucchi, che ha scritto una lunga lettera al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo. La Cucchi, che attualmente è una parlamentare di AVS, dopo aver specificato che scrive da privata cittadina, spiega da un lato che le sentenze spettano alla magistratura, dall'altro però chiede a Luongo la sospensione e conseguente destituzione dei carabinieri che hanno messo negli atti ufficiali una ricostruzione dell'accaduto che mi pare incompatibile con quanto documentato nelle immagini. In realtà non sembrerebbe essere così. Il video, come fa notare l'europarlamentare leghista Silvia Sardone, dimostra che nella fase finale dell'inseguimento non c'è stato alcun speronamento. Anche il leader della Lega Matteo Salvini non ha dubbi. Di fronte a un posto di blocco forzato, i carabinieri hanno fatto il loro dovere in una situazione ad alto rischio. Lasciatemi dire che provo sdegno verso chi dalla mattina alla sera su giornali e social getta fango sulle nostre forze dell'ordine. Idem Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Dopo aver visto questo video, resto però ancora più convinto che i carabinieri abbiano fatto solo il proprio dovere. Chi scappa così dalle forze dell'ordine ha torto. Punto.
Anche il PD ha fatto sentire la sua voce con il consigliere regionale Carmela Rozza, che ha chiesto rispetto per i ragazzi di seconda generazione, e la segretaria Dem Silvia Roggiani, che ha attaccato il governatore Fontana, che aveva espresso dubbi sulla tempistica della diffusione del video a indagini aperte, definendo le sue parole surreali e vergognose. In serata si sono fatti sentire anche i genitori di Rami. Non dovevano parlare così gli agenti nel video, ma i carabinieri non sono tutti come quei 4 o 5 ragazzi. Poi il padre del ragazzo deceduto al termine dell'inseguimento lancia l'ennesimo appello alla serenità. Ho chiesto ai suoi amici di mantenere la calma. Il rischio infatti è che le parole della sinistra, Salis in testa, possano nuovamente riaccendere le piazze. La prima riprova la si avrà già oggi, quando gli studenti del collettivo di Torino, vicino al centro sociale a Scatasuna, saranno in piazza per chiedere giustizia per Rami. Così quest'oggi si scrive sul quotidiano Libero, e attenzione perché subito sotto arriva la notizia: i legali di Fares contro le forze dell'ordine e la procura valuta l'omicidio volontario. L'ipotesi dell'accettazione del rischio che la morte si verificasse nel quartiere sale la rabbia, scrive Massimo Sanvito di Libero. Omicidio volontario. Le voci rimbalzano nei corridoi della Procura di Milano. Il giorno dopo la diffusione del video dell'inseguimento dei carabinieri sulle tracce di Fares e Rami, nel pieno delle polemiche politiche, filtra quella che sarebbe più di un'ipotesi. I PM stanno valutando di trasformare l'accusa di omicidio stradale in concorso in quella di omicidio volontario con dolo eventuale, ovvero con l'accettazione del rischio che l'evento morte si verificasse per il militare alla guida della Gazzella che all'angolo tra via Ripamonti e via 40 tallonava lo scooter. Oltre a lui sono finiti nel registro degli indagati 2 colleghi per frode processuale, depistaggio e favoreggiamento, mentre le posizioni degli altri 3 uomini intervenuti quella notte sono ancora al vaglio degli investigatori. Non solo, anche l'ipotesi di falso in merito al verbale compilato dai carabinieri potrebbe finire sul piatto. E queste sono le ultime novità che mi sento di farvi commentare al 340 6709 659. Il primo commento a pagina 7 di Libero è naturalmente quello di Daniele Capizzone. Assalto all'arma, i 2 carabinieri all'inseguimento non volevano uccidere i fuggitivi. Mettiamoci nei panni dei militari. L'iniziativa di correre all'impazzata è stata dei ragazzi. Dalle divise, frasi inopportune pronunciate sotto stress. Assurdo il loro linciaggio preventivo. Così quest'oggi il quotidiano Libero, che si occupa poi certamente anche di andare a intervistare il re dei Maranza, signori, e cominciamo a vederli un po' troppo spesso in televisione, e questo termine è stato sdoganato come una moda di vestire inizialmente, e adesso un modus vivendi. Già qualcuno lo diceva tanti anni fa, che questi hanno uno stile di vita che diventerà anche il nostro. Sì, forse lo dovremo adottare per sopravvivere. La star dei social e il re dei Maranza difende i furti. Noi uniti siamo il futuro dell'Italia. Parla l'influencer che condanna lo scempio di Piazza Duomo, ma attacca il governo razzista. Il delirio: se uno ruba va capito se uno ruba, capito? Va capito. Gli agenti senza rispetto e lo ius soli che serve. Questo allora vota Forza Italia. Il 21enne Amin, re dei Maranza: l'Italia mi piace ma non chi la comanda, ci discriminano. Che faccio? Lo leggo sto articolo, mi viene un po' da vomitare. Cosa faccio? Lo leggo. Quelli di Capodanno in Duomo sono dei coglioni. L'Italia va rispettata e bisogna guadagnarsi il suo rispetto, perché queste cose poi fanno male a noi. Si concentrano sugli stranieri appena fanno una cazzata. Per questo l'Italia mi piace, ma non chi la comanda. C'è troppo razzismo. Amin, il re dei Maranza, professione influencer con tanto di staff composto da 5 persone, do lavoro alla gente, spiega lui, 21enne nato a Gubbio da genitori marocchini, parla con Libero. Posso usare un linguaggio forte? Per commentare le scorribande dei giovani immigrati l'ultima notte dell'anno a Milano.
di cui non parla già più nessuno. Io ero a guardare le stelle, è stato il mio miglior capodanno. Poi il giorno dopo, insieme al mio amico Don Ali, altro influencer di origine marocchina e genio del marketing, come si definisce lui, ho rivisto quel video e ho detto: no, non si fanno queste cose. Vaffa all'Italia e alla polizia, Allah Akbar e bandiere nordafricane a 2 passi dal sagrato della cattedrale. Per non parlare della violenza sessuale di gruppo su cui indaga la Procura di Milano, ora a caccia di testimoni sulla base della testimonianza di una studentessa di Liegi. Ci tenevano ferme e ci toccavano anche sotto i vestiti, ha spiegato alla stampa belga. In Marocco nessuno tocca le donne, se lo fai non sei un uomo, puntualizza il re dei Maranza. In troppi però sono andati ben oltre le righe, tanto che proprio ieri 2 immigrati regolari tra i lord di Piazza Duomo sono stati rispediti al proprio paese con un volo speciale disposto dal Viminale. Che il modello di integrazione propinato per anni dal PD e compagni abbia fallito in lungo e largo è oggettivo, ma non per il Maranza pensiero. L'integrazione non c'entra, qui si vuole far passare gli italiani di seconda generazione per criminali, invece sono il futuro, fanno paura perché sono molto uniti. Se voi non li aiutate con casa e lavoro, cosa devono fare? Rubano e creano casini, dice Amin. Casini o meglio guerriglie urbane, le 48 ore di cassonetti dati alle fiamme e sassate alle forze dell'ordine nell'inferno del corvetto? Senza quel casino non sarebbe passato il messaggio. Rami è stato ucciso da 2 persone che non dovrebbero fare quel lavoro, sentenzia il re a proposito dei carabinieri che la notte dello scorso 24 novembre hanno inseguito per 8 chilometri il 19enne egiziano e l'amico Fares. Ed è normale che le forze dell'ordine, gli sbirri come li chiamano loro, siano odiate. Perché mai? Non tutti i poliziotti si comportano come devono, sono aggressivi, non hanno rispetto, solo perché non siamo italiani di prima generazione. Però dai, non sono tutti così, gli agenti più giovani sono più bravi. Pensa che uno mi ha chiesto una foto mentre suo figlio mi conosceva, spiega Amin, senza mezzi termini. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica influenza il tempo su almeno metà del nostro paese. In mattinata spiccata instabilità soprattutto sulle regioni nord-orientali, sulla Liguria di Levante e sulla Toscana, aree dove le precipitazioni potranno risultare localmente di moderata intensità. Qualche disturbo inoltre su Sardegna, Umbria e Lazio, mentre sul resto del paese sarà in genere asciutto. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare i medesimi settori, ma risulteranno progressivamente più deboli e rari. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale,
un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatie.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ezio Paloschi con Dance Orchestra è un pompa pompa ma alla portata di tutte le orecchie. Uno studio di registrazione, Loud Recording Studio, un tale Scout, musicista e compositore bergamasco che lavora esclusivamente con artisti emergenti. Buongiorno e ben trovato ad Ezio Paloschi. Tra di noi, tra gli artisti indipendenti che Sammy Varin ogni mezz'ora manda in onda all'interno di questa rassegna stampa che è molto indipendente. E tra poco sarete anche voi indipendenti perché entrerete in rassegna stampa allo 0292947222, dopo le 9 apriamo le linee, ma anche con i vostri WhatsApp al 340 6709 659
per dare il buongiorno e la sveglia a chi non ha coraggio, e invece voi ce l'avete e in tanti, ragazzi, mi scrivete il vostro parere sui fatti del giorno. E siamo una rassegna stampa diversa e quindi sì, Cecilia è stata liberata, tra poco vi leggo qualcosa, ma ci occupiamo anche d'altro e siamo ancora fermi sul quotidiano Libero perché Massimo Sanvito a pagina 9 scrive delle violenze islamiste di Milano, di cui non parla proprio più nessuno. La vittima del Capodanno, palpate sopra e sotto, il famoso Taarrush Gamea. La studentessa intervistata a Mediaset: avrebbero potuto farci di tutto. Fatta la denuncia, sarà ascoltata in Belgio dai nostri investigatori. Tutto da leggere questo articolo sul Libero con Laura Barbier, la studentessa di Liegi, vittima di molestie, poco più di 20 anni, e questa immagino che a Milano non ci verrà proprio più. Proprio sopra l'intervista al re dei Maranza che difende i furti: noi uniti siamo il futuro dell'Italia. Però ti dico, pensavo peggio, Maranza sì, ma con Nesquik, neanche poi tanto. Andiamo sul Corriere, certo, perché giustamente tutti questi giornaloni riempiono completamente le loro pagine di ciò che è accaduto con Cecilia Sala. Il Corriere interessante comunque, con Greta Privitera all'interno. C'è un qui Iran, censura, torture, abusi, il rilascio per rilanciare i rapporti con l'Occidente. L'ala oltranzista del regime non molla la presa sui giornalisti, ma punta a nuovi rapporti per gli accordi sul nucleare. Lo so, sono tutte illazioni, però cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questa liberazione. Parallelamente, da una parte, vi dicevo, qui Iran, dall'altra parte c'è qui USA. Decisione dell'Italia, ma i due presidenti hanno dato il via libera. Quindi comunque la decisione di liberare questa ragazza è passata dagli Stati Uniti, e quindi il viaggio a sorpresa della nostra premier avrebbe un significato non solo per i satelliti di Musk. Sempre sul Corriere ci rimango per un attimo perché c'è un altro nodo di cui non si parla assolutamente, però ragazzi, benzina più cara, il prezzo arriva a quota 1,8 euro al litro e c'è qualcuno che si sta arricchendo, non c'è dubbio. Ma sul gas, Liguria, caos rigassificatore, sulla nave parola al governo. Ci abbiamo sentito che aumenterà di brutto il gas soprattutto per le fasce più deboli, e questa è una vergogna che non si sia trovata ancora una situazione. Ma c'è il nodo rigassificatore. A chi lo do il rigassificatore? Non lo vuole nessuno. E sulla Liguria, signori, si è detto no. Adesso la parola va al governo, dopo il no della regione Liguria al rigassificatore. La Toscana, Piombino, escludiamo una proroga. Insomma, la nave rigassificatrice di Snam, scrive Fausta Chiesa sul Corriere, cerca un porto sicuro. La Liguria, che dovrebbe ospitarla nel 2026, ha detto no, con una decisione all'unanimità del Consiglio regionale. La regione non va avanti perché non ha senso. Sono 400 milioni da spendere per niente, ha dichiarato il presidente Marco Bucci. La Toscana, che la ospita a Piombino da un anno e mezzo e ha dovuto contrastare un'opposizione molto dura, non la vuole tenere. La nave rigassificatrice assicura al nostro paese 5 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Il governatore Eugenio Gianni ha ribadito che l'autorizzazione è fino ad aprile del 2026. Finché dipende da me, ha dichiarato Gianni, che è anche commissario alla rigassificatore, nel 2026 ringrazieremo per l'azione importante che il rigassificatore ha svolto, ma l'autorizzazione è per 3 anni, poi va via. Chiedo scusa, non è una dialettica con la Liguria, sarà il governo a scegliere dove metterla tra le altre regioni. E del resto bisogna anche considerare che sia la Liguria sia la Toscana ospitano già un rigassificatore, uno a Panigaglia, La Spezia, e uno al largo di Livorno.
Dunque, finché dipende dalla Toscana, è esclusa una proroga e la Liguria cambia idea. A questo punto la palla va al governo, che potrebbe esercitare un'azione di convincimento sulla Liguria per due motivi. Il governatore precedente, Giovanni Toti, si era espresso a favore del mantenimento della Golar Tundra al largo di Vado Ligure e Savona, e Bucci è di centrodestra, come la maggioranza al governo. Il tempo però stringe, visto che Snam deve realizzare le opere che collegheranno la nave rigassificatrice. E qui ci fermiamo, ma per fortuna qualcuno ne parla, e oggi a pagina 33 il quotidiano Il Corriere. E io entro sul giornale, perché giustamente capolavoro Meloni, il quotidiano Il Giornale dà tanto spazio, come tutti i quotidiani, alla liberazione della Sala. E allora, pagina 2, incubo finito, la liberazione di Cecilia, Sala in Italia, sono tornata, e Giorgia, sei stata forte. La giornalista a Ciampino, accolta dai familiari, dalla premier Meloni e dal ministro Tajani, interrogata dai Ross prima di rientrare a casa. Si chiude un incubo lungo 21 giorni, la reporter risponde al reparto investigativo dei carabinieri, ai cronisti assiepati sotto l'appartamento, sto bene, ringrazio il governo. Sembrava un po' nervosetta quando è tornata con l'auto. Chiaro che i cronisti rompono le balle, hanno cercato di fermare l'auto, eccetera, eccetera. Forse era decisamente stanca, però non devi ricordare che quello è anche il suo mestiere. Sempre sul giornale, chiaramente 3.000 articoli con le reazioni, la commozione dei familiari, il padre orgoglioso di lei, la mamma sono rinata, e il compagno Raineri posta il gol di Grosso ai mondiali del 2006, gran lavoro italiano. La triangolazione con Biden e Trump, così Meloni sblocca la delicata trattativa, il lavoro congiunto con l'intelligence, l'interesse nazionale davanti a tutto, il doppio via libera ottenuto dal presidente uscente e da quello eletto, la soddisfazione per una partita resa ancora più complessa dall'addio al dis della Belloni, anche questo naturalmente nel puzzle. Giriamo nuovamente pagina, applausi e standing ovation, la sinistra costretta a ricredersi, a pagina 4 il quotidiano Il Giornale, il tributo dei senatori in aula, Mattarella chiama la premier per congratularsi, i complimenti di Schlein, Conte, Calenda e Renzi. E non succede spesso. Cecilia e Giorgia, il coraggio di due donne e la morte del femminismo, l'analisi di Filippo Facci, i movimenti politicizzati hanno snobbato la reporter e criticato la premier. Ma poi ancora Santoro, Augias e Dago, quelli che irridevano le trattative di Giorgia. L'ex conduttore di Anno Zero, non la facciamo rientrare, questa è colpa grave del governo. Psicodramma su WhatsApp in bella chat. La politologa Urbinati, Musk deve avere fatto un regalino agli iraniani. Il Dem Benifei, l'auspicio era che non venisse liberata o che ci volesse più tempo. I dati dei social con Andrea Indini, gli unici arrabbiati? Gli italiani contro l'opposizione. Il 95% degli intervistati sono grati per il lieto fine. Critiche ai contestatori del governo, quindi critiche a chi critica. Così il quotidiano Il Giornale, che prosegue anche a pagina 6, incubo finito, la tela diplomatica italiana, il viaggio a Mar-a-Lago, l'assist dell'emiro del Qatar, cruciale il lavoro in silenzio della premier, credibilità e autorevolezza pagano, ma poi adesso c'è Abedini che evita l'estradizione, la finestra di 8 giorni, il risico si chiuderà con l'intervento di Nordio per la scarcerazione tra il 12, quando parte Biden da Roma, e poi non c'è mica venuto a Roma, e il 20, quando si insedia Trump. Sollievo tra i corridoi della Procura di Milano, l'udienza sull'uomo dei droni resta fissata per il 15, ma il guardasigilli può decidere di espellerlo anche prima. Al momento gli Stati Uniti formalmente non hanno ancora inviato la richiesta per avere l'ingegnere, quindi potrebbe non servire nemmeno un ritiro formale. Siamo lì a guardare.
E infine la missione di Caravelli e la trattativa sbloccata dai contatti tra 207, un italiano e un iraniano. Decisivo il rapporto personale tra i mediatori, il generale direttore dell'AISE sul volo del rientro, il retroscena di Gian Michalessini. Questo ed altro, è l'ultima, è la pagina 8 sul quotidiano Il Giornale, l'intervista a Tajani, Laura Cesaretti, criticati per il silenzio, ma avevamo visto giusto. Così il ministro degli esteri, risultato importantissimo in tempi brevi, lavorare sotto traccia ha funzionato. Ho seguito con grande appressione il caso, anche da amico personale del papà di Cecilia. Sulla detenzione di Abedini decide la magistratura, gli iraniani hanno separato le due cose. Oggi siamo l'unico paese del G7 ad avere a Damasco l'ambasciata pienamente operativa. Poi naturalmente si parla dei precedenti, Zaki, la blogger Piperno e Chico Forti, così il governo ha riportato tutti a casa, i successi dell'esecutivo Meloni negli altri casi di italiani prigionieri all'estero, la vicenda De Rosa in Arabia Saudita. Ecco il resoconto del quotidiano Il Giornale su questa importante liberazione. Ma io non mi fermo e vado sul resto del Carlino, perché in queste ore sapremo qualcosa di più dal Consiglio dei Ministri sul terzo mandato. O meglio, i giornali ne sono già tutti sicuri, il no al terzo mandato, scrive il quotidiano nazionale. La pazza idea di De Luca, dimissioni e voto subito. Oggi il Consiglio dei Ministri deciderà di impugnare la legge della Campania. I fedelissimi al governatore, fatti rieleggere prima della decisione della consulta. Lo sceriffo di Salerno correrebbe senza PD, che appoggerebbe il Movimento 5 Stelle Fico. Su questa pagina c'è anche l'amarezza di Zaia. Valga per tutti o nessuno. Ci sono un centinaio di sindaci delle grandi città bloccati da questo marchingegno e alcuni governatori, e sono le uniche due cariche elettive bloccate. Sarebbe più onesto dire che alcuni non riescono a toglierseli dalle palle se non bloccando il numero dei mandati. Così Luca Zaia, quest'oggi sul quotidiano nazionale. Ma io vado oltre, vado sul quotidiano Repubblica, che a pagina 13, proprio su questo argomento, intervista Fontana. Meloni sbaglia sul terzo mandato, non vedo motivi nobili per fermare Zaia. Il presidente della Lombardia critico con il governo, quel limite è un'anomalia. Antonio Fraschilla. Presidente Attilio Fontana, oggi il Consiglio dei Ministri impugnerà, a meno di sorprese dell'ultima ora, la legge della Campania che apre al terzo mandato del governatore De Luca. Il governo non vuole discutere comunque sull'eliminazione del limite attuale. Si tratta di un errore? Risponde il presidente della Lombardia. Trovo fuori luogo che si debbano porre dei limiti soltanto a alcune categorie di politici, soprattutto ad amministratori locali, quando questi stessi limiti non vengono posti a deputati, senatori, ministri e presidenti del Consiglio. Perfino il presidente della Repubblica, nonostante in Costituzione venga fissata la durata del suo mandato, non ha limiti di rielezione, e lo trovo giusto. È un'anomalia quella del limite al terzo mandato e un errore del governo non intervenire. Il terzo mandato è stato chiesto dalla Lega anche per il Veneto al voto del 2025, dopo i 2 più mandati di Luca Zaia. Non è un mistero che Fratelli d'Italia rivendichi di poter indicare il prossimo governatore. Lo stop al terzo mandato agevola questa ambizione dei meloniani? Scrive quest'oggi Repubblica e lo chiede al presidente della Lombardia Fontana. Sarò forse un illuso, un idealista, ma sono convinto che dietro a certe scelte debbano esserci ragionamenti politici nobili. Penso che solo valutazioni nobili debbano impedire un nuovo mandato di Luca Zaia, e non le vedo onestamente, ma non penso comunque che dietro al no al terzo mandato dei governatori ci siano ragionamenti come quello che lei fa nella domanda. Resta il fatto che Fratelli d'Italia rivendichi maggiore spazio anche al nord nella scelta dei candidati. La preoccupa questa posizione?
risponde Fontana. Fratelli d'Italia da tempo sta indicando amministratori e su questo non ho alcun problema. Però attenzione, ricordo a tutti che a decidere i risultati delle elezioni sono i cittadini che scelgono le persone che apprezzano di più. Non si può pensare di fare scelte a tavolino e poi vincere. Vede, al nord noi della Lega abbiamo un vantaggio, quello di aver allevato in 34 anni i migliori amministratori. Una classe dirigente vera non si inventa o si sostituisce in poco tempo. E questo, signori, è il solito concetto della caratura del personaggio politico. Non facciamo figuracce come molte volte, troppe volte hanno fatto i nostri fratelli di Fratelli d'Italia. E insomma, la caratura del politico è importante. Anche noi della Lega ne abbiamo fatte tante di figuracce 20 anni fa. Poi abbiamo allevato, anche grazie a questa radio, politici che queste figuracce non le fanno più. La scelta di chiudere al terzo mandato da parte della Premier Meloni avrà comunque conseguenze politiche? Risponde Fontana. Questa è una domanda che andrebbe fatta al mio segretario Matteo Salvini, che gestisce i temi nazionali della Lega. Credo di no, perché ci sono tanti altri argomenti su quali il governo sta operando bene. La Lega Lombarda ha alzato la voce chiedendo maggiore attenzione al nord e lo avete fatto in primis nei confronti di Salvini. Cosa chiedete come cambio di passo nell'azione del governo? Risponde il governatore della Lombardia. Innanzitutto chiediamo di chiudere sull'autonomia, un argomento che va rimesso all'ordine del giorno dell'agenda del governo e del Parlamento. Su questo non accetteremo cambi di rotta e di passo. Le regioni più produttive per competere ad armi pari in Europa devono avere meno vincoli burocratici nazionali. I nostri imprenditori, e parlo di quelli della Lombardia, ma non sono eccezionali, ma le loro capacità rischiano di essere frustrate da questi rallentamenti romanocentrici. Nel governo molti dicono che dopo la sentenza della Corte Costituzionale bisogna andare cauti sull'autonomia. Il segretario di Forza Italia Tajani ha espresso questa posizione, dice Fontana. Sono sempre pronto a rispettare i pareri di tutti, ma vorrei capire quali sono le ragioni che stanno portando il nostro alleato a un ripensamento. Sull'autonomia tutti quelli che si sono opposti hanno lanciato solo slogan, ma sulla sanità, ad esempio, noi chiediamo più autonomia, non per avere più soldi, ma per scegliere con maggiore libertà come spendere i finanziamenti che già abbiamo, ad esempio per assumere più medici. Non possiamo accontentarci oggi di squallide polemiche a Roma. Tornando alle richieste del Nord, oltre all'autonomia, quali sono i temi importanti per lei? Le infrastrutture. Siamo contenti che i fondi del PNRR siano stati destinati in misura preponderante al Sud, ma questo non deve portare a dimenticare i grandi investimenti al Nord. Infine, non bisogna solo parlare di ponte sullo stretto come ha fatto Salvini, risponde il governatore della Lombardia. Il ponte è un'iniziativa molto bella, ma c'è anche il nord. Sono convinto, anzi ne sono certo, che il nostro segretario e vice premier porterà nel governo le nostre richieste rappresentando la Lega nazionale di tutti i territori, ricordando che la produttività della Lombardia e del nord è fondamentale per il nostro paese. Così Fontana quest'oggi sul quotidiano Repubblica. Che ne pensate? I vostri WhatsApp al 340 6709 659 tra pochissimo dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. La separazione delle carriere ce la impone l'articolo 111 della Costituzione. Un giudice non solo imparziale ma anche terzo, e la terzietà la si garantisce solo con appartenenza ad un ordine terzo diverso. La crisi del diritto è inequivocabilmente propria del mondo occidentale, ma in Italia assume caratteristiche specifiche, solo italiane, partendo dalla cultura della giurisdizione che per una perversione solo, ripeto, italiana, diventa lotta ai fenomeni criminali. Il requisito della terzietà del giudice deve essere un requisito costituzionale e di qui la necessità di una legge che si intitola proprio Legge Costituzionale di Iniziativa Popolare. In Italia i giudici, proprio perché privi di terzietà, governano la politica,
occupano spazi non loro, dichiarano guerra a leggi non gradite con proclami, appelli e minacce di sciopero. Quello che negli altri paesi è un problema politico-ideologico, nel nostro paese diventa un vulnus costituzionale all'interno del quale la certezza del diritto sprofonda. A questo sovvertimento va posto un argine che non è una punizione nei confronti dell'ordine giudiziario, sia ben inteso. Noi dobbiamo dotarci di un giudice che rispetti la cultura del limite, la cultura della separazione dei poteri, la cultura della non prevaricazione di un ordine su un altro. Il PM è colui che promuove l'azione penale, ma il controllore del suo operato è il giudice, che deve appartenere ad un ordine diverso, perché diversi devono essere controllore e controllato. Il problema non è il tu, non sono i caffè che si prendono insieme, che governano i rapporti tra PM e giudici, ma è quello di una inevitabile contiguità tra persone che appartengono allo stesso ordine. Il problema è sentirsi impegnati nella lotta alla criminalità, che non è compito né dell'uno né dell'altro. La separazione dei poteri viene da lontano e la non amicizia, lo dico tra virgolette, è garanzia di controllo di un potere sull'altro. Dicevamo all'inizio che la separazione delle carriere non è un fine ma un mezzo per raggiungere un vero equilibrio ordinamentale proprio delle democrazie. Ricordo ai detrattori di questa legge che le funzioni di accusa e difesa, non distintamente separate, sono proprie dei regimi autoritari e addirittura dittatoriali. I principi costituzionali cardine sono due: il giudice è terzo, il PM è parte. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, quindi è portatore del principio di legalità. Il PM è il titolare dell'azione penale che, pur nella sua doverosità, ha elementi intrinseci di discrezionalità. Sono due soggetti costituzionalmente diversi, non possono fisiologicamente stare nella stessa organizzazione ordinamentale. L'assetto pensato dai costituenti era quello del modello inquisitorio. Noi siamo passati a quello accusatorio, ma è stata una riforma imperfetta perché mancava questo tassello, che è un tassello, ripeto, fondamentale. È lo stesso Parlamento europeo che ce lo chiede, insistendo sul valore della terzietà. In Germania, Francia, Svizzera, Austria, Portogallo ed Olanda, per esempio, questa distinzione è già una realtà. In Germania il CSM non esiste, le carriere, le promozioni, gli avanzamenti sono decise dai funzionari dello Stato. Il nostro sistema rappresenta purtroppo un'eccezione tutta italiana. La stessa obbligatorietà dell'azione penale è stata di fatto minata dalla oggettiva difficoltà di smaltire un enorme mobile di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, creando delle corsie preferenziali. Persino il nostro codice rosso ne è un esempio. Le stesse sentenze disciplinari del CSM assolvono magistrati che avevano privilegiato alcuni reati ritenendoli più importanti rispetto agli altri, e questo ne è una riprova. Ed è la vita dei tribunali che rende di fatto oggettiva ed esistente la discrezionalità, senza parlare della prescrizione, da me ritenuta personalmente una sciagura, che è la prova lampante di una discrezionalità portata alle estreme conseguenze. Ora, la finalità della riforma non è quella di porre la magistratura inquirente sotto il potere esecutivo, ma invece quella di assicurare piena autonomia alla magistratura giudicante con una distinta collocazione ordinamentale. Un articolo, quello a cui fa riferimento l'opposizione, cioè di una presunta sottoposizione della magistratura al potere esecutivo, non c'è, né lo troverete mai in futuro. Esprimo quindi a nome della Lega il parere contrario all'accoglimento dell'eccezione presentata. Grazie, deputata Matone. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccomi qua. Ciao Sammy, ciao Radio Libertà. Io sono Giuliano Pramori, sono di Parma, sono un cantautore. Grazie per lo spazio che mi riservate sempre nel vostro programma e sono contento questa volta di portarvi una canzone che si intitola Un vuoto da colmare. È una canzone che
è estratta dal mio EP uscito a dicembre, che si intitola 5 canzoni d'amore, e sono contento di farvi ascoltare oggi una faccia dell'amore, che è quella appunto della ricerca della parte mancante. Io spero vi piaccia e mi potete trovare su tutti i social, venitemi ad ascoltare, io sono molto contento di fare quello che faccio e mi piace l'idea di condividere quello che faccio. Buona giornata, buona vita, pace e bene. Si chiama Giuliano Pramori, Un vuoto da colmare, la sua nuova canzone, che è un estratto dal nuovo EP intitolato 5 canzoni d'amore, una riflessione intima sul bisogno d'amore e sulla ricerca di una parte mancante di sé, uno stile musicale, forse l'avrete notato, ispirato un po' a Franco Battiato. Buongiorno, 5 minuti dopo le 9 del mattino, Sammy Varino è con voi, rassegna stampa, Famolo Strano, c'è
certamente, perché tra poco apriamo le linee allo 0292947222, quindi se avete qualcosa da commentare sulle notizie del giorno cominciate a inforcare il telefono, anche se preferite un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, mentre devo dirvi che sta montando la notizia passata la sbornia della Cecilia dell'inferno di fuoco a Los Angeles. Sono gli incendi più devastanti della storia. In cenere le ville di Paris Hilton e Bill Crystal. Biden costretto ad annullare la visita in Italia di oggi a causa dei roghi in California. Ci spostiamo però sui quotidiani, sui giornaloni, giornalini o giornaletti di quest'oggi. Vi ho parlato del terzo mandato. Il quotidiano La Stampa a pagina 13 scrive: senza mandato. La legge vieta ai governatori di candidarsi per la terza volta. Oggi in Consiglio dei Ministri l'impugnazione della norma Campana. E allora da una parte la Campania con Vincenzo De Luca, il viceré non molla ma il PD lavora per fargli terra bruciata, l'ironia di un deputato Dem farà la fine di Assad, dall'altra parte il Veneto con Luca Zaia. Se non c'è un patto, la Lega è pronta a correre da sola. Il direttivo, i no di Fratelli d'Italia ci hanno ricompattato. Francesco Moscatelli ci spiega. C'è chi lo chiama effetto Fortino sotto assedio e chi preferisce le metafore calcistiche. Per la Lega il Veneto è come la camisetta blanca per i tifosi del Real. È una questione di sopravvivenza, è la battaglia della vita. E così, dopo le dichiarazioni muscolari di Fratelli d'Italia che sogna di governare la regione e dopo che il ministro Luca Ciriani ha pronunciato l'ennesimo niet all'ipotesi terzo mandato per Luca Zaia, in attesa che oggi il governo impugni la legge Campana pro De Luca e poi che la consulta si pronunci, la Liga alza le barricate. I fratelli hanno detto no al terzo mandato, no una candidatura leghista e no anche al rinvio del voto al 2026 per permettere a Zaia di accendere la torcia olimpica. Così facendo però non hanno fatto altro che farci ricompattare contro i loro diktat, racconta uno dei 16 membri del direttivo regionale. Da Vicenza a Treviso tutti ormai si sono convinti che al di là di quello che deciderà la Corte Costituzionale, che nel merito potrebbe anche riaprire i giochi per uno Zaia-ter, a livello politico le strade siano ormai soltanto due: o un passo indietro di Fratelli d'Italia e Forza Italia che riconoscano le specificità del Carroccio e che consentano al partito di Matteo Salvini di esprimere il candidato unitario del centrodestra, o una corsa solitaria della Liga. Un precedente in questo senso esiste già, le amministrative di Bassano del Grappa, dove la Liga ha vinto al ballottaggio senza alleati. Questo ed altro quest'oggi a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Stiamo a vedere che succede e intanto apriamo le linee. Dai 0292947222, io mi zittisco e ascolto voi. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, in poche parole, così non tolgo il disturbo agli altri ascoltatori, non so signor Semmi se ringraziare Meloni o Trump per la scarcerazione della Sala. A noi italiani nessuno ci ha avvisati che la Meloni andava da Trump. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. E questo è il succo del discorso, e dietro questa sorpresa ci sono tante altre sorprese che magari stanno arrivando. Una l'abbiamo vista, è arrivata già con l'aereo. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta nazionale su Radio Libertà lo può fare, basta chiamare. C'è qualcuno in linea? Pronto? Non ancora? Mi state facendo cadere le linee. Bravi. 0292947222 e i WhatsApp, ragazzi. Buondì Sammy, per la liberazione di Cecilia Sala ho sentito complimentarsi quasi tutti i politici. Solo Bibì e Bibò, Bonelli e Fratoianni me li son persi. Sono distratto io, sono delusi loro, Salis e Docet. No, Valentino, anche loro
però subito poi hanno ricominciato con le critiche ieri in Parlamento dicendo che intanto Trump sta dichiarando guerra a mezzo mondo e noi che facciamo? 0292947222 vendiamo armi, vendiamo e compriamo, compro, vendo e permuto. Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Rosanna da Milano. Ciao. Brava Lisetta, mi ha tolto le parole di bocca. La vittoria non è della nana, è solamente di Trump. È Trump che sta, non lei. Lei non c'entra proprio niente perché lei è buona de fa niente. Perché scusami, riesce a sottomettere Hamas e non riesce a fare niente alla magistratura, a tutta la gente che viene qui, ai poliziotti, niente. Però ha messo sotto scacco chi? Hamas. Ma per piacere, ciao. Grazie cara, e nana naturalmente in senso, nano in questo senso. 0292947222, se fossero rimasti al loro paese i Maranza non sarebbe successo nulla. Sammy, anche in Germania, ricordati i fatti di Capodanno di alcuni anni fa a Colonia, è vero Pietro, questo è vero, ma quello che non ho capito, ma i Maranza diventano Maranza quando arrivano qua in Italia o lo erano anche prima? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Ieri sera mi è capitato di dare un'occhiatina ad un programma su Rete 4, quello tra le 8:30 e le 9:30, dove c'era un esponente di sinistra che ha detto una frase ad un certo punto che mi ha fatto trasalire. I carabinieri non dovevano prendersela con quei due giovani che poi alla fine si erano resi protagonisti di reati minori. Ma cosa cavolo vuol dire questo? Che allora, visto che questi qui spacciano qualche grammo di droga o fanno qualche furto, non dovrebbero essere perseguiti dalla legge? Ma ci rendiamo conto che questa sinistra semplicemente sta prendendo in giro la gente onesta con questo comportamento giustificazionista nei confronti dei Maranza? E l'intervista del Maranza di stamattina che hai letto su Libero non è altro che la dimostrazione che questi vogliono un trattamento di favore per gli italiani, chiamiamoli di seconda generazione, cioè i figli degli immigrati. Ed effettivamente ha detto una cosa che io condivido: questi qui tra 20-30 anni saranno la classe, potrebbero essere la classe dirigente di questo paese, che sicuramente si farebbe delle leggi apposta per se stessa. Quindi attenzione a quello che sta succedendo, perché la famosa rivoluzione voluta o comunque auspicata dal famoso segretario della CGIL piano piano arriva. Quindi noi italiani onesti che seguiamo la legge e che non facciamo, diciamo, i bischeri, come dicono in Toscana, rischiamo di diventare in serie B. Questi invece che fanno i furbi, che vivono di piccoli grandi espedienti, invece potrebbero avvantaggiarsene. Attenzione a votare sinistra, grillini, sinistra estrema e questi, perché questi vogliono la casa, vogliono il lavoro, come ha detto il Maranza, il capo dei Maranza. Visto che noi non abbiamo casa e lavoro, noi andiamo a rubare. Capito come funziona il meccanismo? Ciao Sammy, grazie. Capito proprio. E facendo la rassegna stampa poi vi accorgete, ci accorgiamo insieme di quanti tasselli poi compongono questo puzzle giorno per giorno e che questi stili di vita che rappresentano certi personaggi ci vengano imposti quotidianamente. Anche il termine Maranza è stato sdoganato anche in tutti i telegiornali, perché loro sono il cambiamento. Sì, il cambiamento in peggio, e ti danno anche i consigli adesso i Maranza. Questo sembra quasi un Maranza di Forza Italia, quello che abbiamo appena intervistato, in senso buono, è per dire che vota centrodestra, hai capito? Un Maranza buono, e quasi invita i carabinieri la prossima volta a non rincorrere più il T-Max che corre troppo veloce per loro e a prendere semplicemente il numero di targa. 0292947222. Cosa ne pensate? Pronto? Sì, pronto? Uela. Buongiorno, sono Gino da Roma. Ecco, intanto per l'autonomia io sono molto favorevole, nonostante che io non sono veneto,
ma io ho avuto mio suocero che è veneto, mia moglie che è veneta e friulana, e Luca Zaia è dello stesso paese di mio suocero un grande combattente che ha perso anche un braccio in guerra. Ecco, pertanto l'autonomia, l'intelligenza dei singoli politici che possono governare i comuni e le regioni, ci deve essere l'autonomia. Ecco, questo pertanto sono a favore. Perché Mattarella 2 mandati, i deputati, perché anche loro vanno in Parlamento diverse volte e non può un governatore stare 3 volte? Per quale motivo? Non lo capisco questo non capisco Fratelli d'Italia, la sua posizione non la capisco. Ecco, poi un'ultima cosa, ma dov'è Landini? Landini, non ti sentiamo più, Landini, domani ricominciano gli scioperi, ma vai a lavorare Landini, lavora come ho lavorato io per 42 anni, lavora Landini, lavora. Grazie caro, ma perché l'hai evocato che oggi non se ne parla ancora di Landini, ma domani c'è un nuovo scioperone, attenzione. Ragazzi miei, siete voi gli editorialisti più potenti, però attenzione con sta cosa del terzo mandato, della Regione Veneto. Qualcuno che ha fatto il salto della quaglia tanti anni fa raccontava l'altro giorno in un'intervista che tanto in Veneto si vince comunque. Certo, si vince comunque, ma chi cazzo volete mettere su in Veneto meglio di Luca Zaia? Torniamo di nuovo alla famosa caratura? Ci mettiamo il Lollobrigida di turno? Attenzione, con tutto rispetto chiaramente per Lollobrigida, stiamo a scherzare, ma la vogliamo un po' di caratura o ci ficchiamo al primo pirla che tanto in Veneto vince la Lega, il centrodestra, Fratelli d'Italia, certo. Non scherziamo. 0292947222. Pronto? Sono io? Uela. Sono Emilio dalla provincia di Como. Ciao Senni. Ciao. Allora, io sono dalla parte delle forze dell'ordine, piena solidarietà a loro. Io tutte le volte che uno alza la paletta io mi fermo, non riesco a capire perché uno scappa. Ma minimo, e è un quando colpo uno al scappa cuore. vuol dire che In quel quando uno momento è un scappa colpo vuol al dire che è cuore. un ladro. A me Però non ci me ne fermiamo. frega se è minore o cosa, c'è certo. troppo pattume in giro. E anche sponsorizzato anche dal Vaticano, queste persone qua, no? Sono sponsorizzate in un paese catto comunista. Grazie, ciao Sammy. Grazie, pattume sponsorizzato, sto prendendo appunti. 0292947222, le vostre voci senza filtro solo qui su Radio Libertà. Pronto? Buongiorno Sammy, buongiorno dal Veneto, Prego. Dal Veneto, capitale del mondo. Primo. Secondo, te lo ricordi Gustavo Selva? Che andava in giro proprio nel Veneto per accaparrarsi le cose migliori, il quale addirittura a Napoli ha utilizzato la Croce Rossa, l'ambulanza, per andarsi a comprare la pizza. Te la ricordi questa storia? Beh, ecco, i fratellini d'Italia, i cuginetti lì della Forza Napoli potrebbero meditare su questo aspetto. Un'amministrazione eccellente come quella veneta, che è stata riportata in solido dall'ex governatore Galan e tutte le porcate che ha combinato, ecco, adesso se la vorrebbero mangiare loro, cominciando dall'ex sindaco di Verona, hai capito il punto? Per cui buona l'amministrazione veneta, al di là di Zaia o non Zaia, è l'amministrazione veneta che funziona. Qui nel Veneto il pasto all'ospedale costa 6 euro, non costa 60 euro come a Napoli, nella capitale del caro Gustavo Selva, pace all'anima sua, direbbe qualcuno. Capisci il punto? Per cui occhio, orecchio.
Grazie Sammy, buona giornata. Grazie, noi abbiamo occhi ma soprattutto orecchi, certo, e vi ascoltiamo qualunque cosa diciate e anche qualche boiata ogni tanto chiamando 0292 947222 o inviando i vostri WhatsApp al 340 6709 659, WhatsApp che se non faccio in tempo a leggervi adesso io ritorno alle 11, lo sapete, è una minaccia, e alle 11 ve li leggo tutti. Intanto, pronto? Ciao Sammy, ciao Novarese. Ciao. Ciao. Allora, per quanto riguarda la sinistra, no? Il discorso è più semplice, possiamo immaginare. Prima prendeva i voti, tra virgolette, della classe operaia perché bisognava difendere il lavoratore contro il padrone, eccetera, eccetera. E loro hanno preso i voti per farsi i cavoli loro. Va bene, quando adesso anche la gente, gli operai, chiamiamoli, ma con tutto il rispetto, hanno capito che questi qui si arricchiscono soltanto loro, i sindacati e tutto quanto, hanno bisogno di un altro bacino di utenza per prendere i voti, per farsi ancora i cazzi loro. No? Allora a questo punto chi è che vanno a prendere? Gli extracomunitari. Ecco perché agevolati a destra e a sinistra, perché è tutto gratis, perché la cittadinanza facile e quant'altro. Ma moriranno i sinistronzi delle loro stesse contraddizioni, perché vanno a favorire l'ingresso, vanno prima a difendere le donne e poi vanno a favorire l'ingresso di musulmani, che la donna è trattata a perdere il sedere. Quindi sono veramente delle mentalità perverse, no? L'ultima cosa, non mollate mai la Lega, perché alla fine tutte le volte che qualcuno è passato dall'altra parte è rimasto deluso. Quindi avanti tutto e diamo ancora un po' più di anticipo di fiducia ancora a Salvini, che comunque le ha girate tutte, ma ha sempre fatto il bene della Lega. Ciao. Grazie, assolutamente sì. Mentre a pagina 4 del quotidiano La Verità si ritorna nel nuovo filmato sulla morte di Rami e si dice non ci sono prove contro i carabinieri. Le immagini diffuse che abbiamo lanciato anche noi non chiariscono la dinamica della tragedia al Corvetto. Per l'avvocato Strampelli di diritto militare l'inseguimento è legittimo, così come il comportamento tenuto dalle pattuglie. Si vede la gazzella frenare durante il primo impatto con lo scooter e poi addirittura alla fine spostarsi per evitarlo, e poi il poliziotto che gli ha fatto il massaggio cardiaco, e che cavolo. Ma sotto, tanto per restare in argomento, ci porta a Rimini il quotidiano La Verità, ricordando il video che scagiona il maresciallo. Un passante ha ripreso gli spari che hanno ucciso l'accoltellatore di San Silvestro, vi ricordate? Si vede e si sente il comandante implorare la resa dell'egiziano, dicendogli prima di sparare: basta, fermati, vuoi morire? Lo dice più volte, prima di essere obbligato a sparargli. 0292947222. Questo non lo dice nessuno. È pronto? Caduta. Un'altra, dai, più veloce. 0292947222. Pronto? Pronto? Voilà. Salve Sammy, buongiorno. Vai. Senti, io sono un po' veramente mi deprimono certe telefonate, no? Premesso che, caro Sammy, io l'ho dimostrato, sono un leghista di ferro e penso che la classe dirigente che c'è la Lega non ce l'ha nessuno, soprattutto a livello locale. Però Fratelli d'Italia non è all'altezza. Però una c'hanno buona ed è la Meloni. Ma siamo al body shaming adesso. Quella chiama lì, sono Rossana da Milano, la nana. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che la capacità di una governante si vede dalla statura? Faccio gentilmente notare che Napoleone, non sto facendo ovviamente il paragone, era alto 1,54 m. I grandi uomini della storia erano tutti di bassa statura. Ma che cazzo di ragionamento è? Questa parla 3 lingue, finalmente ci sta dando un po' d'orgoglio nel mondo, senza fare la solita figura degli italiani pizza, spaghetti e mandolino. E diamogli un cazzo di merito, no? C'è bisogno di dire alla nana la cosa, la pescivenda, quella parla 3 lingue. Cazzo, scusa Sammy, ciao. Grazie. Moderiamo i termini. 0292947222. Gli ultimi minuti, il più veloce in onda. Pronto?
è il più veloce, poi vedi, quando facciamo la guerra cadono le linee, riproviamoci. Intanto io mando messaggi, mando WhatsApp, c'è quello di Mauro che è un messaggio audio, per cui Simone sul cursore, sentiamolo. Buongiorno Sammy, Voilà. buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo dire che i carabinieri hanno fatto benissimo, qui da indagare semmai c'è chi li ha infangati e ha fornito i filmati a mani che non dovevano averli. Ci si ferma ai posti di blocco, chi non si ferma sa cosa rischia. Li avessero anche speronati quei due ragazzi, avrebbero fatto il loro dovere, perché loro sullo scooter non sapevano chi ci fosse, potevano esserci dei delinquenti di prima categoria. In ogni caso anche questi due ragazzi pare che non siano proprio dei santi, quindi in un certo senso se la sono cercata. Bisogna stare vicino alle forze dell'ordine, capire che ci proteggono e che se un domani si girano dall'altra parte quando abbiamo bisogno, saremo noi in pericolo. Vanno difesi e sostenuti e va data loro più carta bianca contro i delinquenti, altrimenti non ci salviamo più. Grazie e Mauro. lo dico a tutti quei sovversivi di una certa corrente politica. Ah, ma è chiaro, perché stiamo sdoganando questi personaggi, li stiamo sdoganando e ci facciamo dare da loro anche i consigli su cosa fare, i consigli addirittura per la polizia, dicendo ma forse non c'era bisogno di rincorrerli, bastava prendere il numero di targa. Santa pazienza, abbiamo ancora 2 minuti, se qualcuno al volo vuole entrare in onda, e lo so, ci sono le linee assolutamente ingorgate, un po' di WhatsApp, il video su YouTube col coglione che insultava quei poveri poliziotti lì, non possono fare niente, tutta colpa del partito delle tasse. Ciao dal Ticino, Kurt della Lega dei Ticinesi, ciao, la questione dell'egiziano è pari pari con la guerra Russia-Ucraina, né più né meno, chi infrange le regole ha in questo mondo di disadattati sempre ragione. Poi volevo rispondere indirettamente al WhatsApp che diceva che la vita è sacra, ma lo è per tutti quanti. Dei nostri connazionali hanno perso la vita sacra per mano di gente che abbiamo accolto perché bisognosi di aiuto. L'ultima telefonata, pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Uela. Ciao, stiamo perdendo tempo, settimane a parlare di questo delinquente che è morto nell'ambito del proprio lavoro. Se perdessimo lo stesso tempo per parlare delle disgrazie che capitano sul lavoro, delle morti sul lavoro causate dalle inadempienze dell'operaio o del suo datore di lavoro, magari miglioreremmo qualcosa. Quando sento un ragazzino di 21 anni, l'influencer lì, quell'essere lì del quale hai parlato, che dice che loro vogliono casa e lavoro, vorrei fargli presente che per la casa non ci sono problemi, basta fare un mutuo e te la compri. Per il lavoro basta essere capace di fare qualcosa o imparare a fare qualcosa e lavoro lo trovi. È tutto semplice, nulla deve essere dovuto, tutto deve essere guadagnato. Cazzo, ma ci vuole così poco. E poi in Maranza che vadano un po'. Allora. Grazie caro, è il problema invece che rimangono qua perché sono i figli del barcone, vanno tutelati e molte volte sono anche minorenni, quindi li dobbiamo proprio pagare, ma soprattutto li dobbiamo sdoganare, prima gentilmente dicendo che è un modo di vestire particolare, scriveva il Corriere mesi fa, e adesso nominandoli in tutti i TG come fossero una categoria di persone, ci sono i gay, le lesbiche, i pansessuali, ci sono quelli chiaramente che hanno delle disabilità, ci sono i Maranza che sono quelli che comandano. Da Sammy Varin per il momento è tutto, grazie a Simone in regia, ma tranquilli, io ritorno questa mattina alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.